Salve a tutti da Chef Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina. Oggi realizziamo la pizza a portafoglio. Vi lascio alla ricetta. Chiaramente iniziamo sempre con gli ingredienti e poi preparazione. Per l'impasto delle nostre pizze a portafoglio ci serviranno 160 g di farina Manitoba e 160 g di farina 00, 240 g di acqua, 6 g di lievito di birra secco o 18 fresco, 20 g di sale. In più ci servirà della farina di semola per lavorare quando le stendiamo e dell'olio extravergine sia per il piano di lavoro che per la ciotola dove metteremo a lievitare il nostro impasto. Per la farcia delle nostre pizze ci serviranno 450 g di polpa di pomodoro o dei pelati schiacciati, basilico, olio extravergine, sale, della scamorza o della mozzarella o del fior di latte e del pecorino e anche dell'origano. Cominciamo col mettere l'acqua, il nostro lievito. Se il vostro è un lievito che si deve attivare, mettete un po' di zucchero o comunque seguite le istruzioni che ci sono sulla bustina del vostro lievito. Ora ci mettiamo un cucchiaio abbondante della nostra farina che abbiamo miscelato, quindi delle due farine. Facciamo una sorta di pastello senza pensare più di tanto a sciogliere bene la nostra farina, basta che chiaramente sia ben amalgamata. E adesso lasciamo così coperto per una decina di minuti. Prendiamo il nostro pastello e ci mettiamo dentro, diciamo che è un prefermento, se vogliamo essere proprio precisi, un po' alla volta la nostra farina che abbiamo setacciato. Adesso possiamo mettere anche i nostri 10 grammi di sale, mettiamoli nell'angolino così. Inglobiamo e continuiamo a inglobare la farina. Adesso abbiamo messo tutta l'acqua, io mi sono lasciata un po' di farina da parte e passiamo sul piano di lavoro. Cerchiamo di raccogliere tutta la farina, lavoriamocela bene, raccogliamoci tutto prima che indurisca e poi non lo possiamo più aggiungere. Ok, adesso io continuo a lavorarla, facciamo un primo riposo di 10 minuti. Adesso sì che possiamo mettere un po' di farina, non molta, sotto il nostro impasto, in questo modo, e ce la mettiamo sotto la nostra ciotola per 10 minuti. Sono passati 10 minuti, adesso riprendiamo il nostro impasto che come vedete è molto più liscio, morbido, e ce lo lavoriamo
Io adesso metto sulla spianatoia un po' di olio Evo per non aggiungere altra farina e quindi aggiungerò quel cucchiaio d'olio che serve poi per lavorare e per mettere nella nostra ciotola per farlo lievitare. Ecco qui, ho messo l'olio e adesso mi lavoro il mio. Diciamo che lo dobbiamo lavorare per un 3-4 minuti. Vedete, con l'olio non attacca e non aggiungiamo farina in più. Adesso dobbiamo fare un altro riposo di circa 5 minuti. In questo caso facciamo un'altra pallina, facciamo una pirlatura, ce lo copriamo e lo lasciamo così per 5 minuti. Dopo l'ultimo riposo prendiamo il nostro impasto, poco di olio, lo mettiamo anche nella nostra ciotola dove lo faremo lievitare e adesso facciamo le ultime pieghe di rinforzo. Già sentirete che è bello teso e che rispetto all'inizio si è abbastanza indurito. Ecco qui, adesso facciamo sempre la nostra pirlatura, ricordate? Arrotoliamo e poi facciamo questo movimento. Ecco qui, questa è la nostra palla. Adesso io faccio una bella passata di olio nella mia ciotola, adagio il nostro impasto e adesso io metto prima la pellicola e poi un'ulteriore chiusura in modo che sia ben isolato e adesso deve crescere fino al raddoppio, ci vorranno dalle 2 alle 3 ore, vedrete che crescerà molto. Posto caldo, anche forno spento con luce accesa o al riparo comunque in un mobile o in un angolino da eventuali correnti d'aria o freddo. A Porta Capuana a Napoli c'è una pizzeria che si trova in un angolo al centro della piazza e mio padre, quando uscivamo con lui, ci portava sempre a mangiare la pizza, ma spesso noi chiedevamo di non sederci e di mangiare questa famosa pizza a portafoglio. Quindi è un ricordo anche della mia infanzia che tuttora, quando riesco ad andare o negli altri piccoli punti in cui questa pizza si acquista, la mangio. È una pizza da passeggio, quindi è un cibo di strada. Guardate che bolla, un poco di farina ma pochissima, farina zero possiamo usare. Ci scaravoltiamo il nostro impasto e mentre ce lo lavoriamo un poco vi dico subito, io l'ho messo in frigorifero per 8 ore, poi prima di lavorarla l'ho tirata fuori dal frigo e l'ho fatta stare 2 ore a temperatura ambiente. Questo vi può aiutare se casomai non avete tempo di farla dopo che avete fatto l'impasto, ma anche perché vedete come cresce bene e oltretutto il vostro impasto sarà più morbido. Ok, adesso dobbiamo farci le pezzature. Come vedete io non l'ho lavorato tanto e non lo lavoro tanto, mi faccio le pezzature. Io sto facendo dei pezzi da 100 grammi, ce li pesiamo, pesate le nostre palline, io metto un po' di farina ma giusto per poterle
mettere così sul tavolo e poi puliamo e ci facciamo le nostre palline. Per fare questo, mi raccomando, il piano di lavoro deve essere privo di farina. Ora ce le copriamo, io le ho distanziate come vedete, e le facciamo riposare così per un'ora. Ecco qui, dopo un'ora, farina di semola rimacinata. Adesso ci prendiamo le nostre palline. Io incomincio a mettere queste di lato delicatamente, le copro sempre perché comunque si seccherebbero, e incominciamo a lavorarci questa. Copriamo, mettiamo qua di lato e adesso un po' di farina di semola rimacinata sotto e incominciamo ad allargare le nostre pizzelle. Il cornicione non deve essere grandissimo. Tenete conto che insomma è una pizza molto più piccola rispetto alla margherita, quindi facciamo il nostro cornicione, ma non esageratamente alto. Adesso io mi sono già preparata una teglia, perché ci servirà una teglia. Io uso teglia con carta forno. Se avete la pietra, quella refrattaria, va benissimo per il vostro forno, e in quel caso ce la mettete proprio sulla teglia. Adesso, cioè sulla lastra di refrattaria. Adesso, che bella bollicina, io le metto sulla teglia e poi le condisco in modo che non le muovo troppo. Ecco qui, prendo la mia teglia, me la metto qui, mi ci piazzo la mia pizza, eccola qui, vedete, e adesso me la condisco. Ed è una delle pizze, diciamo, più antiche, anche perché adesso, come quando io ero piccola, si aggiungeva la mozzarella, ma in origine era solo con pomodoro e origano, quindi veramente di una semplicità estrema e al limite una spruzzatina proprio di formaggio. Ecco qua, io come vedete sto cominciando a condire la mia pizza. Ho acceso il forno a 250 gradi, deve essere una bella temperatura. Ecco qui. Adesso ci mettiamo, visto che la nostra salsa è già condita, ci mettiamo un pecorino. Ecco qui il nostro pecorino, un po' di sale, non esagerate, un filo d'olio. Ricordate che l'olio c'è anche nella nostra salsa che abbiamo condito tutta insieme. Ora ci mettiamo una fogliolina di basilico. Quest'altra pizzella invece ce la condiamo solo con il pomodoro. E per finire un po' di origano, semplice semplice. Un poco d'olio anche a questa, un po' di sale. Ecco qua, e la nostra seconda pizzella è fatta. Adesso continuiamo. Ora ci prepariamo quella ripiena. In questo caso il cornicione non ci serve, mettiamo un poco di farina
di semola rimacinata, ce la allarghiamo. In questo caso dobbiamo allargare di più sui bordi. Ecco qui. E adesso, in questo caso non moltissimo, ecco qui, poco di olio, non molto, un po' di sale, il nostro pecorino, qui abbondante, e poi ci mettiamo la nostra una fogliolina di basilico se volete, e poi la chiudiamo. Schiacciamo leggermente dal centro verso il fuori, non vi preoccupate se esce un poco di pomodoro, giratela, metteteci abbondante farina sia sopra che sotto e fatela chiudere bene. Fatte quelle ripiene, adesso possiamo incominciare a infornare le prime 4. Parte bassa del forno, che è stato acceso una decina di minuti prima, e adesso facciamole cuocere. Ora, dopo all'incirca 6-7 minuti, si sono cotte. Io ho messo su quella, diciamo, classica, la margherita, la nostra scamorza, e adesso inforno per altri 2, anche 1 minuto va bene. Appena si scioglie la mozzarella sono pronte. Eccola qui la nostra pizzella, e adesso creiamo il portafoglio. È bella calda, facciamo così e poi esce un po' di roba, ma è così, così deve essere. Questo ce lo ripossiamo mettere dentro in questo modo. Ecco qui. La ricetta è terminata, io vi saluto, e se questa ricetta vi è piaciuta replicatela e poi un mi piace.